Mi ricordo un maresciallo dei carabinieri, so che mi diceva, guarda Gaeto, Aldo Gaeto, mi faceva, quando che ancora non sapevo, sta attento, se ti dici una parola, io voglio sapere che ne do, se te ne dici due, io ne voglio tre, se te ne dici tre, io voglio sapere tutto. Ti dici sempre, non so niente. Ripetiti sempre in testa, non so niente, non conosco, non so niente, non sta a sbrissare con una parola perché sennò, guarda, te lo dico perché sono passato per qui. Ecco. Questa era la tecnica, mai dire una parola? Mai dirla. Con Lince per esempio, siccome gli era un partigiano, ti ricordi tu che il partigiano, magari gli diceva il nome, io non me lo ricordo e io non lo conosco, ecco, una roba così. Se no guai perché se ti diceva, beh, che il partigiano è qua, e abbiamo Ciappane, ha fatto il tuo nome, questo che altro, e ora ti per difenderti ti dici qualcos'altro, e se ti dici, non lo conosco e basta. Ecco, queste sono state parole che mi ha insegnato, difatti mi ho sempre detto, io conosco. Ma io Lince, se lo ricorda bene Lince, come ero grande, come era? Come me, insomma, più o meno... Giovane però, aveva 20 anni. Giovane, sì, giovane. E erano tutti giovani. Sì. Ma come mai questa ferocia, diciamo? Io capo sta forte io. Mi ricordo che Lince mi pare di aver sentito che gli ha messo un anello sul cervello, di ferro, e dopo io l'ho struccato. Se gli contava tutto quello che sapeva, se no struccava. E gli aveva fatto una testa così, qui io l'ho liberato. E da qui si era vendicato con i partigiani, insomma. Ecco. Tutti li beccava, tutti quanti li beccava io. Proprio, sì. Ed era uno di quei che, per esempio, se era il comandante che diceva venga a andare, che lo guardava con l'occhio che se aveva una pistola lo occupava, ed era proprio cattivo oramai. Si vede che le botte che cacciapai io proprio che ha rovinato il cervello, che ha rovinato tutto, insomma. Questi stili mi pareva che gli era forse più, non so, un poco più umano. Sì, poco sì, non tanto, ma un poco più umano, ecco.